Rieccoci insieme, cari telespettatori, ben ritornati anche i nostri ospiti della CIA di Padova, il presidente Roberto Betto e il direttore Maurizio Antonini. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Grazie a entrambi. Buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, l'argomento non è dei più piacevoli, purtroppo. Parliamo di burocrazia, la burocrazia in agricoltura. Ebbene sì, per chi non è del settore sembra una cosa strana, perché tante volte chiacchierando con persone che si occupano di settori diametralmente opposti reputano che in agricoltura sia tutto più semplice, più facile, che ci siano finanziamenti accessibili, che insomma le cose filino in modo più liscio. Invece ai noi non è così. Tanto quanto nel settore dell'imprenditoria, così anche in quello dell'agricoltura c'è una burocrazia talmente avvinghiante e stringente che rallenta tutto, anche la cosa fondamentale, i finanziamenti, che sono fondamentali per poter far sopravvivere questo settore. Ci sono poi ambiti, sempre nel settore dell'agricoltura, che hanno più difficoltà di altri. Abbiamo parlato più volte del problema del latte, ma non soltanto. Vediamo di fare il quadro della situazione a fronte anche di una manifestazione molto sentita che si è tenuta anche di recente, ma poi ce ne saranno anche altre in futuro. Inquadriamo un po' la situazione, prima sotto il profilo politico con lei Presidente, poi sotto il profilo proprio formale, con le questioni tecniche con il direttore. Cosa sta succedendo? Sta succedendo un gran casino, le nostre imprese sono ormai al tracollo dal punto di vista economico. La burocrazia ci sta veramente opprimendo, ci sta schiacciando e voglio ricordare che il sistema dei contributi, la PAC, molte aziende nel Veneto devono ancora percepirlo e sono quelle risorse che servono non per arricchire un'impresa ma per sostenerla economicamente. Oggi voglio ricordare che ci sono settori veramente presi alla canna del gas, forse ormai è poco, lo dicevo 2 o 3 mesi fa, ma i risultati non li vediamo. Il governo italiano parlava ancora da 4-5 mesi, il nostro ministro Martina, dell'agricoltura 2.0 che a mio avviso non si sta concretizzando dal punto di vista pratico. Tutti scaricano i problemi dall'uno all'altro, ma la realtà è che le nostre imprese sono in una sofferenza economica drastica e pericolosa. Voglio ricordare che quando chiuderanno le nostre imprese agricole ci penseranno non 100 volte, ma forse anche di più per riaprire, perché oggi il settore lattiero-caseario, non tanto, ma la produzione, cioè chi ha allevamenti da latte, sta soffrendo. Vediamo un ribasso del valore del latte dal 13 al 15%. Gli allevatori zootecnici la carne ci rimettono per allevare un capo dai 200 ai 300 euro a capo. I cereali non riusciamo a spuntare neanche il valore, il costo vivo delle spese che dobbiamo sostenere per coltivare. L'ortofrutta non riusciamo a piazzarla nel mercato e siamo quasi costretti a distruggere le nostre produzioni. Se vogliamo andare a vedere qualcosa di positivo, l'unico settore che tira è quello del vitivinicolo, però non può essere che l'agricoltura sia solo vitivinicolo, esportazioni e quant'altro. Dobbiamo essere più realisti. Io ancora da tempo dicevo che agricoltura 2.0 ci posso credere, però se c'è la volontà di far squadra fra associazioni, istituzioni, regione, enti pagatori e enti, ma innanzitutto è il governo nazionale che deve decidere se dobbiamo andare avanti con l'agricoltura. Se non dobbiamo andare avanti, ce lo dicono per tempo, l'avevo detto ancora in una trasmissione. Sì, però è rischiosissimo questa sfida, perché dopo alla fine ci sono tantissime famiglie che vivono dell'agricoltura e potrebbe essere un settore veramente straordinario sotto tutti i profili. Il governo non interessa magari tanto e può anche lasciarlo perdere, per cui sono sfide a volte. Però sono sfide, dobbiamo pensare che all'interno di queste famiglie, di queste aziende, sono andati fatti investimenti, cioè si sono prese delle responsabilità e degli impegni. Oggi però non trovano la collaborazione dal punto di vista politico, dal punto di vista burocratico. Parlavamo di sburocratizzazione e invece ci stiamo complicando la vita sempre di più con un sistema che veramente non sta volendo aiutare il mondo agricolo. Chiarissimo. Direttore, a questo punto si parla di una morte di aziende agricole di fatto. Quanti sono i soldi, come dovevano arrivare, quando sarebbero dovuti arrivare? E anche la Regione se ha un ruolo nel sollecitare quanto diceva il Presidente. Noi dovremmo e dobbiamo avere un ruolo di squadra e di gruppo su questo. Stiamo lavorando insieme con Avepa, che Avepa è l'Agenzia Veneta dei Pagamenti.
stiamo lavorando insieme con la Regione Veneto per dare un'unica risposta alle nostre aziende agricole, dare il più possibile e prima possibile i contributi della PAC. Ovviamente su questa battaglia, passatemi il termine, ovviamente simbolico, è una battaglia che noi dobbiamo costruire insieme per avere un unico obiettivo: sburocratizzare la situazione che abbiamo oggi con AGEA, che è l'agenzia nazionale, che è quella che determina la possibilità agli organismi pagatori come AVEPA del pagamento. Voglio solo portare un esempio pratico di cosa l'azienda oggi ha di fronte. Da luglio del 2015 ad oggi AGEA Pagamento ha emanato 35 circolari per determinare l'eleggibilità delle superfici agricole. È un paradosso, è incredibile, non è possibile. In questa situazione è evidente che gli organismi pagatori si trovano in difficoltà e in riferimento a questo la difficoltà poi ricade nelle aziende agricole. Questo è un paradosso che noi non possiamo accettare. Per questo motivo noi il 5 di maggio andiamo a fare un'iniziativa, una manifestazione ad AGEA a Roma con i nostri allevatori, con i nostri agricoltori per recriminare questo. L'agricoltura 2.0, se vogliamo farla partire, la dobbiamo far partire in maniera concreta, e vuol dire in maniera concreta dare la possibilità di semplificare effettivamente le aziende agricole alla miriade di controlli che oggi la VEPA purtroppo è costretta a fare, soprattutto per quanto riguarda le superfici eleggibili, ma anche per quanto riguarda la possibilità dell'agricoltore di percepire il contributo. Tentiamo di democratizzare questo e arriveremo sicuramente alle risposte concrete. Voglio sempre portare l'esempio sulla drammaticità in cui il Presidente oggi faceva riferimento. A lunedì mattina c'è qualche funzionario di AGEA che va in ufficio, i nostri agricoltori, le nostre aziende agricole vanno in banca per chiedere una proroga del FIDO. E questa è la situazione drammatica che oggi le aziende agricole stanno vivendo nel mondo nostro, soprattutto nel Veneto. Allora, questa situazione è dovuta sostanzialmente a quale problema? Proprio per spiegarlo in ma anche chi si occupa di agricoltura che però non riesce a capire. Quindi l'Europa lo spieghiamo velocemente. Un'azienda con 100 ettari nel 2014, con la vecchia riforma con la PAC del 2014, ha visto il pagamento nel 2015 a ottobre-novembre del 2014 aver pagato il 95% del proprio contributo. Nel 2015 questa azienda qua a maggio-aprile del 2016, quindi passato un anno dopo la presentazione della domanda, non ha percepito alcun contributo oppure una parte di questo contributo. Perché? Cioè senza cambiare niente, l'azienda è rimasta uguale, con gli stessi capi, con lo stesso terreno, con le stesse eleggibilità. E che cosa è successo? È successo che, come ho detto, 35 circolari per dire che quel prato pascolo, quindi il pascolamento che viene fatto, comunque l'eleggibilità di quella superficie doveva essere certificata, deve avere determinati controlli. Una cosa incredibile, quando che le nostre aziende già dal 2015, sono già passati 16 anni sostanzialmente, sono controllate in maniera aerofotografica, con i controlli a campione, con i controlli spot, con l'agenzia, con la VEPA che fa il controllo in campo per verificare l'eleggibilità. Cioè, voglio dire, cosa devono fare queste nostre aziende? Cosa devono fare queste nostre aziende perché siano pagati i propri contributi che nel 2014 erano pagati regolarmente? Dopo tutti questi controlli che le nostre aziende oggi hanno e hanno avuto. E quindi non riusciamo a capire il meccanismo e il controllo. Sicuramente la macchina si è ingreppata e quindi su questo una grande forza anche organizzativa, la CIA lo sta facendo, le altre organizzazioni lo stanno facendo, una forte spinta anche sindacale per far sì che viene sbloccato questa situazione di difficoltà che oggi vivono le nostre aziende agricole. Un incontro col Ministro, Martina, se non erro, dell'Agricoltura, l'avete avuto? L'abbiamo avuto ancora l'anno scorso, in cui avevamo posto come problema il discorso dei pascoli e lui ci aveva garantito che la soluzione ci stavano lavorando sopra per dare delle risposte concrete. Ad oggi ancora noi stiamo aspettando l'idea di come si vogliono porre nei confronti di chi fa l'agricoltore.
il che abbiamo aspettato fino adesso, perché ai primi di aprile avrebbero dovuto dare il valore dei nostri titoli, che non è ancora stato fatto, e intanto sono passati altri 25 giorni e le aziende soffrono dal punto di vista economico. Quei soldi non servono, ripeto, per portarli alle Cayman o metterli, servono per la sopravvivenza dell'azienda che ha fatto dei grandi investimenti, e oggi all'interno delle aziende abbiamo padri alle disperazioni, madri che piangono, aziende che chiudono e figli che si suicidano e magari non hanno neanche i soldi per pagarsi il funerale. Ecco, questa situazione qui, che è di una gravità assurda, che però pone il nostro Paese in un contesto europeo di disparità di trattamento, perché poi ci troviamo a competere con paesi che magari non hanno le stesse problematiche, no? Quindi... Sicuramente basti capire che la Francia sostanzialmente non ha ritenuto opportuno nel fissare i titoli, cioè i titoli è quel premio di contributo che le aziende agricole percepiscono per ettaro in base a un calcolo relativamente alla propria superficie e ai contributi che percepivano negli anni precedenti. La Francia, come detto, non ha ritenuto opportuno nel fissare i titoli. L'Italia, in maniera corretta, sempre in maniera precisa, ha ritenuto nel fissare i titoli, fissando con una circolare AGEA che al 1° di aprile questi titoli erano fissati, per poi dire che questi titoli non c'erano, nel senso che la fissazione era stata sbagliata, e quindi in questo caso l'organismo pagatore ha dovuto recuperare anche una situazione di difficoltà che si è trovato, e quindi, voglio dire, seguire determinate norme anche europee portano alla disperazione. Questa è un'altra delle promesse di Renzi non mantenute. Aveva detto che entro il luglio venivano saldati tutti i debiti e fondi da parte dello Stato. Mi viene da ridere. Sì, adesso io non riesco ad individuare i fondi da parte dello Stato, presumo che si riferiscono ai problemi relativi alle quote latte o quantomeno ai debiti che noi abbiamo, che noi penso che come Italia saremo costretti a versare, ma noi li versiamo, non è questo il punto. Il punto è che oggi noi chiediamo con forza che siano dati i contributi alle aziende agricole, sburocratizzando tutta una serie di controlli che oggi purtroppo AVEPA si trova di fronte. Per questo dobbiamo fare fronte comune, AVEPA, Regione Veneto, le organizzazioni agricole, per far sì che questo sistema cambi. Ecco, Regione Veneto ha accennato il direttore, un altro passaggio più immediato, anche se il Ministero dovrà essere coinvolto anche su questa questione in modo importante, quindi tirato per la giacchetta, perché deve intervenire, perché se ne ha conoscenza. Può darsi che non ne sia a conoscenza della gravità della situazione, anche questo un aspetto che tante volte si trascura, perché chi lo vive da di dentro ne vede l'enormità, chi ne sta da di fuori lo osserva, però non capisce i risvolti umani anche che lei giustamente sottolineava, e sono gravissimi. In Regione, che ruolo può avere la Regione in questo senso? La Regione, ricordo che il nostro assessore Pan ha posto anche ferreamente la difesa della nostra situazione imprenditoriale agricola. Il Veneto, ricordo che è una delle regioni più agricole a livello nazionale, ma nonostante questo non è riuscito a portare a casa delle risposte concrete. Siamo stati anche dei tavoli in difesa e volevamo delle risposte. Noi oggi siamo qui e non vogliamo puntare il dito né sulla Regione, perché vogliamo far squadra con loro, però l'obiettivo nostro principale è quello di difendere le nostre aziende agricole, perché ripeto che se queste chiuderanno non ci sarà una ripartenza, e l'economia oggi, tanto crediamo in agricoltura, ma ci crediamo a parole, ma dal punto di vista della concretezza non siamo coerenti con quello che diciamo. Stiamo vendendo delle grandi borsette di fumo agli imprenditori che vogliamo che vanno avanti. Io faccio l'imprenditore agricolo e quest'anno vedo che anche la gente che coltiva i cereali non ha nessuna voglia di coltivare i propri campi, perché sapendo di investire un qualcosa e fra 6 mesi non trovarsi neanche con le risorse necessarie a coprire le spese dell'investimento, io posso solo dire: avete anche le vostre ragioni. Questo senza dubbio, ma non è che ci può essere anche una volontà politica alla fine nel rendere tutto molto complicato, come è successo per le piccole imprese, per carità, di appunto far sì che il piccolo agricoltore dismetta,
che si crei un'agricoltura solo di un certo tipo, di grandi aziende che fanno determinati interessi, che quindi operano in un certo modo e tutto il sistema funziona diversamente. Potrebbe anche essere. Potrebbe anche essere, io spero di no, perché se fosse così comunque noi ci arreberemo molto, in quanto chiudere un'azienda agricola, lo diceva prima il Presidente, non vuol chiudere solo, diciamo, l'azienda imprenditoriale e quindi anche il lavoro che può dare nel territorio, ma vuol dire chiudere anche parte di quel territorio, vuol dire chiudere anche parte di quell'agricoltura agroambientale che si fa, e quindi l'ambiente, il territorio e il paesaggio. Chiudere un'azienda agricola oggi vuol dire fare questo, e se non ci sono le sentinelle del nostro territorio, i nostri agricoltori che sono da sentinella appunto per quanto riguarda questi tre elementi fondamentali che è il nostro territorio, l'ambiente, no? Allora vuol dire non capire proprio probabilmente niente di quello che è la vita dell'organizzazione agricola oggi, che è un elemento estremamente importante e difficoltoso. Basti capire e pensare al PFAS, quindi al problema oggi dell'inquinamento dell'acqua che abbiamo su determinate aree, soprattutto tra l'area dell'Alta Padovana e anche della Bassa Padovana. Su questo poi ci dedichiamo qualche minuto, perché giustamente sono arrivate anche molte mail di interrogazione da parte dei cittadini per quel che riguarda i prodotti agricoli anche del territorio padovano, fino a dove si può star sicuro oppure no, ma di questo ne parliamo dopo la pubblicità. Prima ancora volevo farle appunto una domanda, sempre rifacendomi a una mail che era arrivata un po' di tempo fa e diceva, ma da una persona che non è dell'agricoltura, cioè, ma non si riesce a vivere di agricoltura senza dei contributi? Chiedo a lei che è anche imprenditore agricolo. Oggi credo avremo delle difficoltà, perché quel sostentamento comunitario che noi percepiamo, visto il ribasso di tutti i prodotti, ricordo che il latte è diminuito del 15-20% il suo valore economico, cioè si produce sotto costo, perché per produrre il latte ormai siamo dai 39 ai 40 centesimi di costo vivo di produzione. Sulla carne ci si rimette 250 euro a capo, faccio una media statistica. L'ortofrutta non tira, cioè il nostro sbocco principale era con la Russia e con l'embargo ci ha visto in sofferenza. I cereali li importiamo dall'America, cioè tutto questo viene superato dall'ottica del valore del prezzo. Gli altri riescono a portare qua i loro prodotti a dei costi inferiori ai nostri, sebbene noi facciamo qualità e valorizziamo il nostro prodotto, però la gente, non avendo la possibilità economica di fare una scelta fra il valore qualitativo, anche se costa di più, e quindi sono portati pur di mangiare a prendere quello a minor costo. Allora vuol dire che c'è un problema intrinseco, cioè la politica deve decidere cosa si deve fare. Noi è 20 anni che promuoviamo e difendiamo la qualità alimentare e quello che produciamo, e dobbiamo soprattutto far ricadere i guadagni all'inizio della filiera, cioè a chi produce, ma non per arricchirli, per sostenerli economicamente, che abbiano la possibilità di continuare il proprio lavoro con la dignità che gli spetta. Devo aggiungere qualcosa? Sì, no, volevo solo portare chiarezza su questo. Attenzione, i contributi non sono perché gli agricoltori producono perché siano sostenibili. I contributi vengono dati all'agricoltura oggi per delle norme di condizionalità. Cosa vuol dire? Che sono norme che adesso spiego in 30 secondi. Sono norme relative a che io ti do il contributo a condizione che tu mi rispetti l'ambiente, mi utilizzi meno fitofarmaci, stai attento con i prodotti veterinari, quindi farmaceutici, agli animali, fai il benessere degli animali. Quindi è un'agricoltura ecosostenibile. Io ti do il contributo a parte che tu svolga questa funzione, e quindi è una tutela per il cittadino, per il consumatore. Un'agricoltura sostenibile vuol dire fare questo. Un'agricoltura, oggi io produco un prodotto, lo produco solo e prendo il contributo solo a condizione che io rispetti determinate regole, e quindi queste sono regole importanti che mettono in sicurezza il prodotto che io produco, ma soprattutto il consumatore, che sa che quel prodotto là è un prodotto genuino e soprattutto ecosostenibile. Quindi questa è la ragione anche di essere... Questa è la ragione per cui vengono dati
dati i contributi alle aziende agricole. Quindi quelle aziende che non riescono a ottenere contributi vuol dire che tutto sommato non rispettano certi... Certo, infatti i controlli vengono fatti proprio su questo, cioè l'agenzia veneta per i pagamenti AGEA non dà i contributi se l'azienda non rispetta uno di questi parametri. Che però sono diventati una caterva impressionante. Sono diventati una cosa incredibile. Ecco. 35 circolari per dimostrare che quel terreno è eligibile. Vabbè, lasciamo perdere, e questo è l'agricoltura, rendetevi conto. Andiamo in pubblicità rapidissimi, poi ritorniamo con voi.